Una giornata conclusiva oggi del comprensivo Istituto Rita Levi di Montalcini, organizzata qui all'Istituto Niccolò Gallo. Ne parliamo con il dirigente scolastico Luigi Costanza. Ecco, un anno intenso, oggi si raccolgono i frutti. Sì, diciamo un anno straordinario per le innumerevoli attività che sono state fatte durante l'anno, con risultati brillanti in tutte le manifestazioni che abbiamo partecipato e soprattutto in tutti i concorsi. L'Istituto Rita Levi Montalcini ha ottenuto premi straordinari, primi posti. Ricordo semplicemente il torneo provinciale di pallamano dove siamo stati classificati al primo posto, i vari tornei di atletica leggera, il torneo di scacchi a livello regionale, ma soprattutto poi la ciliegina sulla torta è stata la vittoria del concorso letterario nazionale Signorelli, dove la nostra alunna ha ottenuto appunto il primo posto, e questo ci ha riempito di gioia, perché essere al cospetto di diverse scuole a livello nazionale e la nostra risultare la vincente, credo che sia un momento di orgoglio per tutti. Oggi stiamo concludendo questa giornata con tutte le altre varie manifestazioni, tra cui i diversi progetti PONI che sono stati svolti durante l'anno, e è la dimostrazione lampante che la scuola è viva, la scuola dà formazione e i ragazzi, se guidati bene, sicuramente sanno dare risultati straordinari. Ecco, un impegno anche nel settore musicale, vi abbiamo visto all'opera con tanti ragazzi pieni di buona volontà, ma anche collaborati da uno staff particolare che con dedizione dà loro quelle lezioni di musica necessarie affinché la possano esercitare. Sì, abbiamo la nostra scuola anche a indirizzo musicale e in poco tempo i ragazzi hanno dimostrato le loro capacità, soprattutto per, come diceva lei, guidati con passione, dedizione e professionalità da un corpo docente che mi onoro di dirigere, e i risultati, ripeto, in quest'anno si stanno vedendo, sono risultati, ripeto, straordinari, perché neanche io mi aspettavo all'inizio, quando ho preso in consegna questo istituto dal 1° settembre, di raggiungere questi traguardi veramente ragguardevole. Ripeto, in ogni manifestazione il nostro istituto ha premieggiato, e soprattutto hanno premieggiato i nostri alunni che hanno dato prova delle loro competenze, delle loro capacità e del loro modo di fare scuola.